Buongiorno, ci farebbe un timbro? Abbiamo timbrato 9,38 per la salita trasversale delle valli. Parte subito, bella rampante, in piedi qua, Io assolutamente non in condizione oggi proprio male. Vado su con questo passo e scampagnata. Sei tu quello che fai i video? Sì, ci sarai anche tu. La peggior giornata in bici, fatemi sapere se anche voi sono capitate brutte esperienze tipo questa, perché mal comune è mezzo gaudio. Trattoria alla cascata a Clodig. Turno di riposo il venerdì. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ci farebbe un timbro? Sì. Grazie. Questa. Grazie. Sì. Lei? No, prego. Sono le 9:38. Grazie. Buongiorno, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Io e il buon Andrea siamo a Clodig. Vediamo di andare avanti con il brevetto Mataiur. Abbiamo timbrato 9,38 per la salita trasversale delle valli, 18 km e 0,9, 1264 metri di dislivello. Torniamo un pezzo indietro e cominciamo a salire. Direzione cima Mataiur, rifugio Pelizzo. Su di qua, Passo San Martino. Via! Qua inizia subito croccante. Allora, da Clodig parte subito bella rampante. Panorama comunque stupendo sulla valle. 4 tornanti e dopo vediamo com'è, perché qua pronti via è tosta. Qui a brida inferiore un attimino di respiro e davanti 3 km così. Platac. Che spettacolo! Che bello! Canalaz. In piedi qua, tutto 10-12. Questo in mezzo alla strada anche no, è molto pericoloso. Aspetta un attimo Andrea che ha rallentato, perché effettivamente partenza un po' terapia d'urto. Siamo qui, Passo San Martino. Se ho capito bene, noi adesso arriviamo qua, poi giriamo a sinistra e cominciamo la salita al Mataiur. Questo dovrebbe essere più o meno il giro. San Martino, metri 663. Andiamo giù di qua. Mi chiudo anche il gilet, visto che siamo all'ombra.
E qua il gioco è schiva la castagna. Spettacolare così. Eh sì, Slovenia 1 chilometro. Quindi questa si ricongiunge con la panoramica, che è quella che passa dal Kolovrat, fatta l'ultima volta. Eccoci qua. Questo è il bivio per Montemaggiore. Da qua iniziano i 9 km tondi del vero Mataiur. Avanti. Giù i rapporti. Oggi un po' di foschia, ma qua sempre bello. Io assolutamente non in condizione oggi, non è la mia giornata. Losaz, ancora 5 km e 445 metri di dislivello. Oggi proprio male male. Male male. Oh no, vai, vai, non fermarti, mica devi aspettarmi. Vai, vai. Oggi va così. Vado su con questo passo da scampagnata, perché già questo mi costa in termini di battito cardiaco e affanno. Che fatica oggi. Dai che siamo arrivati. Cioè, sono arrivato perché Andrea sarà arrivato su 20 minuti fa. Madonna. Buongiorno. Buongiorno. Bene, la trasversale delle valli mi ha steso. Mi metteresti un timbro? Sì, sei tu quello che fai i video, giusto? Sì, ci sarai anche tu. Allora, perché li ho visti per quello. Ti sono piaciuti? Sì. Oggi volevo farne 2, ma non è giornata.
Cos'era adesso? Mezzogiorno? Sai che non ho guardato allora. 10:50. Sì, Perfetto. grazie mille. Mi sa che per oggi basta e avanza. Torno a casa con la coda tra le gambe. Grazie. Brevetto Mataiur. Oggi ammetto che avevamo in programma di fare un giro un po' più ambizioso, cioè chiudere il brevetto, farne 2, andare giù a San Pietro Natisone, fare tutto un trasferimentone fino a Caporetto e prendere su per fare l'Ivec e la 6ª salita al brevetto. Faccio veramente fatica anche a parlare perché sono finito perché non ho capito per quale motivo mi sono salito sempre con non meno di 150-155 battiti facendo niente, venendo su a 5 km orari 6, quindi non lo so. Giornata storta, forse la peggior giornata in bici da quando pedalo con un minimo di senso. Veramente sono cotto oggi. Invece Enrico è pieno splendore, cioè adesso lui va giù, fa la classica che io ho già fatto. Bravo, ben fatta. Comunque è proprio male. Sarà che nelle ultime settimane ho fatto tantissimo livello del mare, montagna, trasferimenti su e giù in macchina e robe, giri come la Istria 300. Forse non sono abituato a pedalare in quota, ma non lo so. L'altro giorno, cos'era? Sabato che ho fatto la Istria 300, sono stato via tranquillo. Se non avete visto il video andate a guardarvelo. Tra l'altro il giorno prima abbiamo pedalato con il mitico Sonny Colbrelli e sono cotto. Niente, basta, chiudiamo il giro, arriviamo giù e penso che vado a casa. 1374, 2 ore 17, 25 km. Cominciamo a scendere, poi vediamo che fare. Io penso che rientrerò. Dai, buon giro, grazie, ci sentiamo, fammi sapere dopo com'è andata. Sì. Va bene? Grazie. Ciao Andrea. Il menù di oggi prevedeva salire la prima volta il Mataiur come abbiamo fatto, scendere da qui, da Savogna, andare su direzione Caporetto e fare la seconda e quindi chiudere il brevetto con la transfrontaliera. Ciao. Però proprio oggi per me non ce n'è, veramente male. Non lo so, potrebbe essere un mix di fattori e sicuramente poi andare in affanno con i battiti e quindi dover andare molto piano, o almeno molto piano per i miei standard, mi scatena tutta una serie di altre piccole cose collegate e quindi tipo mi fa male uno dei 2 piedi perché spingo in modo diverso, mi dà fastidio il soprasella perché io per esempio non sono abituato a stare tanto appoggiato sulla sella, io ci galleggio un po' sopra perché schiaccio tanto sui pedali e quindi è come se io fossi costantemente appoggiato sui pedali. È una cosa di cui abbiamo parlato anche col biomeccanico e quindi andare piano fuori dal mio ritmo mi scatena tutti questi piccoli fastidi che rendono il giro un dramma. Sono arrivato su, non so neanche io come, proprio per spirito di voler concludere a tutti i costi almeno una salita. Comunque così, dai, adesso rientro, mi faccio questo trasferimento e torno a Merso di Sopra dove ho lasciato la macchina. Classificherei questa come la peggior giornata della mia vita in bici, veramente. Mai visto meno di 150 e passa battiti senza fare niente, senza spingere, senza tenere neanche il mio ritmo in salita.
proprio male 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 male. Non saprei quali possono essere i motivi. Diciamo che poi, come raccontavo prima, si innesca tutta una serie di fattori che fa sì che il giro, il percorso diventi, nel mio caso, un'agonia. Quindi ho preferito fare proprio il minimo indispensabile. Alla fine una salita in Mataur l'ho portata a casa, quindi la quinta di 6 è andata. Il programma era nettamente più ambizioso, quindi scendere giù, andare a Caporetto e risalire, come dicevo, su da Livec, fare la trasfrontaliera e chiudere oggi brevetto, ma oggi per me non era minimamente fattibile. Avrei fatto sicuramente un guaio, quindi assolutamente no. Fatemi sapere nei commenti se anche voi è capitato, se avete avuto magari avvisaglie, perché io stamattina mi sentivo bene, ho dormito bene, ho riposato tranquillamente, ho mangiato anche discretamente bene, però proprio come la salita è diventata costante non andavo né avanti né indietro, proprio male male. Bisogna anche sapere dov'è il limite, e questo probabilmente è il mio limite. Fatemi sapere se anche voi sono capitate brutte esperienze tipo questa, perché mal comune è mezzo gaudio. Fatemi sapere se avevate avuto avvisaglie o indizi, perché oggi per un certo momento mi sono anche preoccupato e poi sono andato proprio al minimo, come dicevo. Vabbè, comunque in ogni caso l'abbiamo portata a casa. Direi che possiamo vederci al prossimo video. Se vi è piaciuto, anche se il giro non è stato proprio bello, parlato, o comunque purtroppo fare il brevetto Mataur vuol dire fare più volte gli stessi pezzi di strada, fatemi sapere se vi è piaciuto lo stesso, lasciate un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!